Trasfigurazione del Signore, anno A, 5 agosto 2023, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Sono passati 45 anni dal giorno in cui San Paolo VI si è spento. Era il 6 agosto del 1978 e con il passare dei decenni è sempre più chiaro come il suo magistero abbia rappresentato una autentica pietra miliare per la nostra Chiesa cattolica. Anche perché Giovanni Battista Montini non fu solo il maestro insostituibile che ha formato generazioni di politici a tenere insieme con laicità la fede e l'impegno civile, ma fu anche autorevole testimone della fede cristiana e prezioso profeta capace di accompagnare l'attuazione del Concilio Vaticano II con passione, con determinazione e senza mai cedere alla tentazione delle mode. Bellissimo il suo appello finale con cui conclude il suo testamento. Sul mondo non si creda di giovargli assumendone i pensieri, i costumi e i gusti, ma studiandolo, amandolo e servendolo. 3 verbi da assumere, oggi come ieri, come criteri indispensabili per abitare il nostro tempo. E un forte invito oggi per decidere di approfondire e di studiare dove siamo e dove stiamo andando, senza lasciarci guidare da pregiudizi e da quella brutta e pericolosa abitudine che spinge molti a parlare di tutto senza competenza, senza conoscenze serie, ma sempre disposti a emettere giudizi superficiali e dunque falsi su tutto e su tutti. Ma il mondo, questo mondo, dice Paolo VI, ci chiede di essere amato. È un mondo da amare, anche se ferito e imperfetto, anche se nasconde al suo interno consistenti sacche di egoismo e di ingiustizie, o, se è così maltrattato e sfruttato, da presentarsi come malato,
costretto a manifestare i segni di quel clamoroso cambiamento e doloroso climatico che stiamo imparando a conoscere. Ed eccoci allora al terzo verbo suggerito da Papa Mantini. Il mondo va servito. Ovviamente, riferito al mondo che deve essere servito, per prendere le distanze dalla idolatria nociva, quanto dal pessimismo che ci porta a dimenticare che Dio vide che tutto ciò che aveva creato era cosa buona. Servire il mondo senza idolatrarlo e senza odiarlo è questo un programma di vita che spinge lo studio e l'amore per la nostra terra sui sentieri della bellezza, della pienezza e della libertà. Paolo VI amava in modo speciale la pagina del Vangelo che abbiamo letto, che ci presenta la trasfigurazione di Gesù sull'alto monte, in presenza di Pietro, Giacomo e Giovanni. Al punto che fu lui stesso a chiedere che in una cappella romana di proprietà della Chiesa lombarda fosse rappresentata la scena di Gesù trasfigurato nel Tabor. Un passo del Vangelo che ci chiede di seguire il Maestro anche quando la sua sequela si fa carica di difficoltà e ci obbliga a incontrare inevitabilmente la croce delle critiche e delle condanne da parte di chi sceglie di praticare l'ingiustizia e di contrastare la pace. Gesù ha scelto di portare su quel monte Pietro, Giacomo e Giovanni perché erano critici nei confronti di un maestro che non insegue la gloria di questo mondo. Erano perplessi sulla scelta di Gesù di non contrastare la violenza con un'altra violenza e perché non erano disposti a scegliere il servizio. Paolo VI questa pagina l'ha letta, pregata, meditata, assimilata e interiorizzata. Ha deciso di far diventare questo racconto una sintesi della sua avventura nella fede e nel servizio al Signore Gesù. E chissà quante volte ha pregato il Signore Gesù perché nei momenti tragici e bui del suo difficile ministero petrino lo svegliasse dal sonno e dall'incomprensione per avvicinarlo alla luce della fede che tutto rischiara e tutto illumina. Dobbiamo tutti una profonda riconoscenza a Papa Montini. Io penso che non sarei diventato prete se non ci fosse stato questo Papa, per quanto ci ha insegnato e per quanto ha testimoniato. E credo nostro dovere ricordare al Padre, oggi anniversario della sua morte, la sua esile ma solida figura, perché renda sempre più fecondo l'insegnamento di questo Papa, discreto nell'apparire, ma coraggioso nel parlare al mondo che ha lasciato a tutti noi. Concludo riportando l'ultima frase con cui chiude il suo testamento spirituale. Chiudo gli occhi su questa terra dolorosa, drammatica e magnifica, chiamando ancora una volta su di essa la divina bontà. Ancora benedico tutti, Roma specialmente, Brescia e Milano. Alla Terra Santa, la terra di Gesù,
dove fui pellegrino di fede e di pace, uno speciale benedicente saluto. Buon mese di agosto a tutti. Caro Gesù, oggi ho capito perché hai scelto Pietro, Giacomo e Giovanni per portarli con te su un monte alto e per trasfigurarti davanti a loro, perché non accettano i tuoi discorsi. E un po' li capisco. Sognano da sempre un messia forte e vittorioso su tutti, e tu continui a parlare loro di arresto, di croce, di sconfitta e di morte. È normale che si ribellino a queste parole e che prendano paura a seguire i tuoi discorsi. Caddero a terra e furono presi da grande timore. Ma chi non sarebbe crollato? Tu li hai portati sull'alto monte, come quello delle Beatitudini, e ti sei fatto vedere con il volto brillante per spiegare loro che con te l'amore vince sull'odio e la vita sulla morte. Gesù, porta anche me sul monte e aiutami a diventare bello, grazie al perdono, al servizio e allo stare dalla parte del più debole. Grazie Gesù di cuore.